E ora apriamo un'altra pagina importante di questa puntata dedicata alle colline del Prosecco, diventate patrimonio dell'umanità. Nelle prossime ore la firma sulla costituzione dell'associazione. Abbiamo incontrato per questo l'assessore regionale Federico Caner. Il 22 gennaio 2020 sarà una data storica per le colline patrimonio UNESCO. Proprio in questa giornata, infatti, verrà firmata la costituzione dell'associazione, che avrà il compito di agire concretamente attraverso un piano di gestione che non prevede l'utilizzo di un solo metro quadro di cemento oltre all'assetto attuale. È la partenza di un grande obiettivo che è valorizzare le colline non soltanto dal punto di vista turistico dei flussi, ma della conservazione e valorizzazione, perché qui non stiamo parlando soltanto di Prosecco, ma stiamo parlando di un territorio che è anche cultura e che è anche un inno a tutti quegli agricoltori, ai nostri padri, ai nostri nonni che hanno modellato e lavorato queste colline che, ricordiamolo, è frutto sì della natura ma anche dell'intervento dell'uomo, ed è per questo motivo che sono diventate patrimonio dell'UNESCO. Valorizzare e non sfruttare sembra essere questo lo slogan che segna i prossimi movimenti attorno al nuovo patrimonio UNESCO, azioni che avranno l'obiettivo di conservare al meglio, nel segno della sostenibilità, i singolari ciglioni dove viene prodotto il vino più bevuto al mondo. Vogliamo un turismo di qualità che arrivi. Per avere un turismo di qualità e quindi non di quantità, che potrebbe essere anche problematico, dobbiamo avere dei cittadini che ci vivono, che hanno consapevolezza di dove sono. Questo è il lavoro che i sindaci dovranno fare, mettendo in piedi un tavolo dal punto di vista urbanistico per avere tutte le stesse norme amministrative e un tavolo di promozione turistica, di valorizzazione coordinato, perché i comuni si devono muovere all'unisono all'interno di questo patrimonio dell'UNESCO.